Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Baldessin e ho una necessità assoluta. Ho bisogno, per alimentare la mia voglia di fare le cose, che mi facciate credere che vi frega qualcosa di video che faccio. E l'unico modo che avete per dimostrarmelo è di premere quel bel pulsantino con scritto iscrivimi, iscrivetevi al canale e seguitemi in tutte le prossime uscite. Ma tutto questo dopo la sigla. Avete fatto? Grazie mille, siete stati gentilissimi. Allora, dopo la divagazione video editing, così ho potuto respirare e mettere un attimino sul piatto alcune cosettine, idee che avevo in mente che svilupperò magari nei prossimi video, oggi ritorniamo a parlare di WordPress e nello specifico di una dinamica che nelle fasi di pre-produzione del lavoro o nei corsi anche molto spesso mi capita di dover mettere sul piatto. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della gestione dei contenuti inizialmente previsti per la nostra struttura, ma che inizialmente, per ottimi motivi, sicuramente non abbiamo. A questo punto come si procede? Beh, di norma io utilizzavo il plugin del buon Enrico Duplicate Post, anzi a oggi Yoast Duplicate Post, che mi permette di andare a clonare ovviamente degli articoli, quindi magari prendevo l'articolo Ciao Mondo, lo andavo a clonare un po' di volte per avere dei contenuti, e poi prendevo con lo stesso plugin, magari clonavo pagina di esempio per avere un po' di contenuti anche a livello di pagine. Rimane il fatto che ovviamente clonavo dei contenuti che non hanno nulla al loro interno, o meglio, delle perfette duplicazioni di quello che è il contenuto originale, quindi obiettivamente se avevo un Ciao Mondo con 2 righe, continuavo ad avere un Ciao Mondo con 7 Ciao Mondo con 2 righe, ok? Fino a quando mi hanno consigliato questo plugin che non conoscevo, FakerPress, del buon Gustavo Bordoni, che qualcuno mi aveva detto che era italiano, credo Nicola. Nella realtà dei fatti il buon Gustavo vive a Filadelfia ed è, mi pare di aver capito, membro del team che sviluppa il core di WordPress. Allora, siccome non mi piace fare recensioni così ad cazzum, ho mandato via Twitter un bel messaggio al buon Gustavo e gli ho chiesto se aveva piacere che io facessi vedere il suo plugin in un video e lui è stato gentilissimo, e questo mi riporta sempre al concetto della community di WordPress, la condivisione, questa è una cosa bellissima. Anzi, il buon Gustavo, oltre a dirmi che ha molto piacere che io faccia questo video, mi ha anche detto che rimane a disposizione per qualsiasi cosa io abbia bisogno. Grazie mille Gustavo, ti sono gratissimo per questo. Al di là di tutto però non dovrò fare grandi cose col plugin di Gustavo, andrò semplicemente a installarlo per la prima volta, tra l'altro, quindi non lo conosco, insieme a voi e vediamo come funziona. La logica è che il plugin FakerPress mi permette di andare ad inserire dei contenuti provvisori comprensivi di immagine in evidenza e tutta una serie di setting che permettono di creare quanti contenuti provvisori vogliamo e con contenuti diversi al loro interno soprattutto, e questo è molto importante. Allora andiamo alla sezione plugin aggiungi nuovo, cerchiamo FakerPress, eccolo qui, e lo andiamo ad installare. C'è la connessione un po' lenta oggi che non si vede l'immagine, vabbè, vediamo cosa succede. Attiviamo il plugin in questa installazione di prova di WordPress e vediamo come creare dei contenuti. Nell'installazione di WordPress ho attivato il mio solito tema Sensei, che al momento conta solo l'articolo Ciao Mondo, quindi vediamo un attimino, una volta attivato FakerPress, quali sono le impostazioni che dobbiamo andare a settare. Eccoci qua. Allora, FakerPress, impostazioni, articoli, commenti, termini, utenti. Allora, vediamo un attimino, partiamo dalle impostazioni. Cancella i dati fittizi. Ok, questa è una funzionalità che mi avevano detto molto utile, perché una volta che avete terminato il lavoro di pre-produzione in cui avete usato i suoi contenuti fittizi, li potete cancellare semplicemente scrivendo let it go qui dentro il form e cliccando cancella. Articoli, vediamo un po'. Ok, questa è la sezione che ci permette di andare a creare gli articoli. Questa si presuppone sarà la sezione per i commenti. Ok. Termini, cosa si intende per termini qui? Termini essere generati, dimensione nome, tassonomie, ok, termini. E qui utenti e ruoli. Fantastico, c'è un vero e proprio simulatore strutturale. Vabbè, a noi interessano gli articoli, quindi andiamo sugli articoli e vediamo cosa succede. Allora, quanti articoli devono essere generati? Usa entrambi i cambi per avere un numero casuale di articoli entro l'intervallo specificato. Beh, facciamo da 15 a 15. Esageriamo. Data da ieri a oggi, vabbè, andiamo a dirgli, vediamo un po'. Facciamo questo mese.
date degli articoli, quindi dall'1 al 30, ok, perfetto. Tipo di articolo, articoli genitori, ma anche no, va bene. Per mettere i commenti, va bene, sì, lasciamoli. Autore dovrebbe prendere quello amministratore, visto che non ne ho altri. Usare HTML nel contenuto casuale dell'articolo, assolutamente sì. Dimensioni del contenuto, quanti paragrafi di contenuto andremo a generare? Da 5 a 15, mi sta bene. Allora, provider per l'immagine, Placehold e Lorem Pixum. Quali servizi di immagini userà il generatore? Vabbè, usiamoli entrambi, anche se mi sembra che mi hanno detto che uno di due ha delle immagini più scadenti e quindi di eliminarlo eventualmente. Tag, categorie, termini, vabbè, percentuale, quantità, tipo allegato, thumbnail, attachment, ok, mi va bene. Sì, direi che non devo toccare nient'altro. Allora, vediamo un po'. Clicchiamo su genera e credo bisognerà aspettare un attimo, perché immagino che ora che si va a prendere tutti i contenuti, ma soprattutto le immagini, vediamo un attimino cosa succede. Macina. E abbiamo finito, vediamo un po', qui ci sta dando un po' di credo. Ok, vediamo cosa è successo. Andiamo nella sezione degli articoli e ci ha creato da 5 a 15, quindi ha preso lui un numero a caso. No, da 15 a 15 gli avevano detto. Vabbè, capirò meglio questa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 articoli. Ok, vediamo un attimino come escono. Ok. Vabbè, qui naturalmente se non c'è il more, il mio tema carica tutta l'anteprima. Quindi. Ok, però come vedete abbiamo un sacco di contenuto provvisorio adesso. Ovviamente bisognerebbe aprire e andare a mettere il more su ognuno. Proviamo a aprire uno qualsiasi, vediamo come è uscito, tipo questo qui. Ok, non ho capito come mai c'ho la sidebar vuota. Ah, perché giustamente sì, in questo demo che stavo facendo di test ho svuotato la sezione dei widget. Ok, colpa mia. Ok, perfetto, ottimo. Oggi video super rapido, però ci tenevo a mostrarvi questo plugin perché vi tornerà molto utile. E infatti, come potete vedere, abbiamo creato veramente tanti contenuti in maniera rapidissima ed efficace. Beh, proviamo a fare i pignoli. Vediamo un po', se andiamo qui e scriviamo let it go, vediamo se mi cancella tutto. Fantastico. E siamo tornati al punto di partenza. Beh, devo dire ragazzi che questo plugin qui è veramente interessante e molto utile per creare contenuti velocemente. E quindi, che posso dire? Ve lo consiglio caldamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, la prossima settimana. Come sempre, see you next time.